Questo è un giornale che tenta di dare una risposta a molti interrogativi che sono nati per la mancanza di informazione sulla storia della Sicilia. Cominciamo con una breve carrellata su tutti i paesi che hanno una nazione conquistata con una guerra civile o un movimento di liberazione dal colonialismo e si sono organizzati e strutturati con un Parlamento democratico. Cominciamo dal Sudafrica, che ha una Costituzione del 1993, Assemblea nazionale 400 deputati, Senato 90 senatori, superficie 1 milione di chilometri quadrati, popolazione 40 milioni, religione animista. Poi abbiamo il Kenya, il 12 dicembre del 63, Assemblea nazionale 200 deputati, superficie 583.000 chilometri quadrati, una volta e mezza l'Italia, popolazione 23 milioni, animisti del 64%. Le Filippine, Costituzione dell'87, 250 deputati, 48 milioni di abitanti. La Tunisia, indipendente dal 20 marzo 56, Repubblica dal 25/5/57, 163 deputati, 154.000 chilometri quadrati, popolazione 8 milioni di abitanti. 6 volte la Sicilia, 8 milioni di abitanti. Sono musulmani al 96%. Tanzania, indipendente dal 63, è l'unione di due stati, Tanganyika e Zanzibar, l'isola. Assemblea nazionale 204 deputati, 107 il Tanganyika, 52 Zanzibar, 640.000. In questo caso c'è una sproporzione fra gli abitanti dell'isola e gli abitanti della nazione sul continente, giustificata dal fatto che Zanzibar è un centro importante che però non poteva essere ristretto come rappresentanza parlamentare, in quanto si voleva evitare che la maggioranza popolare della popolazione avesse il sopravvento sull'isola. Gli animisti sono il 33% e i cristiani e i musulmani il 33%. Senegal, indipendente nell'11/9 del 60, Costituzione del 63, 120 deputati, popolazione 6 milioni di abitanti, musulmani 85%. Quindi qua siamo in un paese con 7 milioni di abitanti, quasi 120 deputati. L'Angola è indipendente dal 69, deputati 130, popolazione 9 milioni. Mozambico, indipendente dal 75, Costituzione nel 90, popolazione 14 milioni, superficie 800.000 km quadrati, due volte e mezza l'Italia, animisti 48%. Camerun, indipendente dal 62, 180 seggi, 7 milioni di abitanti, superficie chilometri quadrati 470, una volta e mezza l'Italia, animisti 40%. Curdi sono 40.000, 6.000 in Turchia e 2.000 in Iraq, non hanno uno Stato. Vietnam, Repubblica Socialista del 76, Costituzione del 92, 63 milioni, 395 deputati, animisti il 40%, è grande quanto l'Italia. Il Madagascar,
indipendente nel 1960, Repubblica Democratica nel 75, 10 milioni di abitanti, 138 deputati, superficie 587.000 km, una volta e mezza d'Italia, animisti 50%, cristiani 25%, altre religioni 20%. Scozzesi. Gli scozzesi sono 5 milioni, hanno una grandezza 2 volte la Sicilia e non hanno uno Stato, hanno il Parlamento concesso dalla Gran Bretagna da pochi anni. Malta, Repubblica di Malta, 1274, indipendente, hanno 65 deputati, rappresentanti alla Camera, con 362.000 abitanti, religione cattolica. Cuba, indipendente nel 92, Costituzione nel 92, deputati 589, 24 senatori, popolazione 10 milioni. Quindi, come potete vedere, i deputati non sono strettamente collegati col numero degli abitanti, ma in funzione del tipo di Parlamento che si vuole realizzare. La Lettonia con 2.600.000 abitanti ha 100 deputati, indipendente dal 91 e grande quanto 2 volte la Sicilia. El Salvador è indipendente dal 1821, la Costituzione del 1983, 84 deputati, superficie 2 volte la Sicilia. Religione cattolica, sono metà della popolazione della Sicilia. Repubblica Ceca, indipendente dal 93, qui ancora era unita, non era divisa, 10 milioni di abitanti, 280 deputati, Senato 81, 10 milioni di abitanti, il doppio della Sicilia. Nicaragua, 90 deputati, indipendente dall'87, popolazione 3 milioni, 120.000 km², religione cattolica. Estonia, Costituzione del 92, deputati 101, 45.000 km², una volta e mezza la Sicilia, religione luterana. Finlandia, indipendente nel 17, grazie a Lenin, 200 deputati, popolazione 5 milioni e 8, superficie 338.000, protestanti. La Finlandia ha la stessa popolazione della Sicilia, ma è grande quanto l'Italia. L'Irlanda, Costituzione del 49, 166 deputati, 60 senatori, popolazione 3 milioni e mezzo, superficie 68.000 km², religione cattolica. In Irlanda sono la metà come popolazione, 3 milioni e mezzo rispetto alla Sicilia, poco più della metà, e hanno 126 rappresentanti in totale. Ancora abbiamo qua la Lituania, indipendente dal 1990, Assemblea nazionale 141 deputati, popolazione 3 milioni e 6, superficie chilometri 65.000, 2 volte la Sicilia, religione cattolica. Infine la Macedonia, indipendente del 93, Assemblea nazionale 120 rappresentanti, popolazione 2 milioni, superficie quanto la Sicilia, è grande quanto la Sicilia, religione ortodossa e musulmana. Vediamo la Sicilia, 1995, Statuto del Parlamento siciliano del 46, Assemblea del Parlamento 90 deputati, popolazione 5 milioni, superficie 30.000 km², nati in Sicilia dal 1860, 50 milioni. Religione animista, cristiana e musulmana.